Cultura e arte con il professore Andrea Rognoni. A voi la linea. Grazie Sveva. Oggi cultura popolare italiana, naturalmente le recenti notizie che hanno portato ad affacciarsi sul Sacro Balcone Piazza San Pietro il nuovo Papa, e anche i primi commenti alla sua venuta in cima diciamo a questa sacra istituzione, sono qui da commentare. Noi ci affidiamo ancora una volta a un osservatore straordinario, davvero, quale Paolo Guisano, che tra l'altro mi risulta essere stato anche recentemente nell'Italia centrale e anche a Roma, giusto per dare un'occhiata alla situazione e non farsi mancare nulla. Vero Paolo? Eccoci qua, Paolo Guisano. Buongiorno. Ti sentiamo male. Vediamo se riusciamo a trovare una postazione più... Mi sentite? Certo. Mi sentite bene? Sì, un pochino meglio, sì, vai tranquillo Paolo. Bene, allora intanto grazie Andrea per l'ennesimo infinito invito a essere ospite della tua trasmissione, e grazie agli ascoltatori. Certo, abbiamo vissuto dei giorni importanti, il Papa lo si è visto anche appunto dai riflessi delle trasmissioni televisive eccetera, e ancora oggi, anche nel 2025, anche con una Chiesa sicuramente meno potente, meno che conta, diciamo così, è anche messa un po' nell'angolo dai potenti del mondo, e forse anche per propria scelta proprio negli ultimissimi anni, tuttavia è sempre in grado di attirare l'attenzione, e quale che sia il pontefice che siede sul soglio di Pietro, il mondo a tutto questo non è indifferente. Per cui l'8 maggio c'è stata anche questa grande sorpresa per molti, e qui tra l'altro si potrebbe dire anche appunto della Chiesa, che è imprevedibile. Io ricordo dei conclavi che ho seguito anche nel passato, la sorpresa nel 1978 per l'elezione di Karol Wojtyła, un papa non italiano, un papa addirittura polacco, quindi che veniva da oltre l'allora cortina di ferro. Quindi spesso la Chiesa è capace di stupire. In questo caso ha stupito con l'elezione di un papa statunitense. Chi l'avrebbe mai pensato? Infatti non era tra i pronosticati, anche se i veri autentici addetti ai lavori, qualche vaticanista l'aveva fatto presente. Ma purtroppo l'Italia è un po' provinciale, per cui pensava solo ed esclusivamente a italiani, Parolin, Zuppi, Pizzaballa, eccetera, e invece appunto abbiamo adesso questo Papa che proviene da una realtà come gli Stati Uniti, dove comunque la Chiesa Cattolica, che è in minoranza rispetto, diciamo così, alla Chiesa Protestante, anche se, come dire, di per sé ha comunque un numero più alto di praticanti, perché il mondo protestante è diviso in tante confessioni, in tante, quasi addirittura 7, la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti è compatta ed è una Chiesa che è cresciuta nell'Ottocento, nel Novecento. Era una Chiesa inizialmente costituita da immigrati irlandesi soprattutto. La maggior parte dei cattolici americani sono di origine irlandese, ma anche tanti altri, anche altre tante provenienze, e appunto Robert Prevost, o si potrebbe dire anche Prevost,
che poi tra l'altro ha fatto ridere molti, molti lombardi, perché per noi, da noi in Lombardia, il prevosto è il parroco. Io appunto ero giù a Roma con amici romani che non capivano perché la cosa suscitasse una certa ilarità, perché appunto è da noi che il prevosto, tra l'altro appunto proprio deriva dal francese prevost, che poi a sua volta deriva dal latino prepositum, il preposto, è preposto appunto ad amministrare una parrocchia, per cui da noi è il parroco. E appunto Robert Prevost ha origini francesi, italiane, tra l'altro finora si è parlato vagamente d'Italia. Oggi proprio posso darla qua una notizia interessante, cioè ci sono delle fonti certe che danno la sua origine, di quale parte, perché io me lo sono chiesto subito, non so tu Andrea, ma si fa presto a dire Italia, ma quale Italia? Ebbene, il Papa Prevost è di origine ligure, della provincia di Imperia, quindi e forse per questo magari poi c'era stato anche un collegamento in qualche modo con la Francia, eccetera. Per cui abbiamo un Papa ligure e non è male. Poi però ha anche sangue spagnolo e così via. Irlandese, ha una nonna irlandese. Quindi è un po' tutto questo, tutti diciamo così, queste componenti. È un Papa di grande cultura ed è anche un Papa di stile raffinato. È un agostiniano, l'ordine di Sant'Agostino è uno dei più antichi ordini religiosi della Chiesa Cattolica ed è strano che finora nessun agostiniano, nessun religioso agostiniano fosse mai diventato Papa, eppure ha dato molti protagonisti, santi anche la Chiesa, non sicuramente San Nicola da Tolentino che è un agostiniano. Quindi poi ha una cultura vasta, è laureato in matematica, quindi probabilmente sarà importante nello sviluppare il rapporto fede-scienza. È laureato in teologia, è specializzato in diritto canonico, ha studiato a Roma all'Università dell'Angelicum, dove studiò anche il giovane Karol Wojtyła. Poi è tornato negli Stati Uniti, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, è entrato appunto nell'ordine agostiniano, ne era diventato anche il superiore generale. Poi a un certo punto chiese proprio in questo culmine della sua carriera, che poteva portarlo anche a diventare un professore universitario, eccetera, si fece mandare in missione in Perù, quindi missionario in Perù. Lasciò una bella impressione e poi anni fa è stato nominato vescovo di una diocesi peruviana, una diocesi di un territorio molto molto povero, quindi questo vescovo Prevost vide, toccò con mano la miseria che c'è ancora appunto nell'America Latina, e poi l'ha chiamata 2 anni fa a Roma a dirigere la congregazione dei vescovi, cioè quella congregazione romana, vaticana, che sceglie i vescovi, che decide i vescovi, che seleziona i curriculum, quindi un compito importantissimo, ed ora eccolo diventato Papa. Poi appunto si diceva una sorpresa, però giudicando dall'esito del conclave e soprattutto dall'andamento del conclave, sole 4 votazioni. Quindi il primo giorno c'era stata una votazione, andata male, sfumata nera. Il giorno dopo, al mattino, 2 altre votazioni con fumata nera, e nel primo pomeriggio quindi è stato eletto in seconda giornata. Quindi è chiaro che i cardinali elettori lo conoscevano bene, conoscevano evidentemente appunto i suoi meriti, e l'hanno immediatamente scelto, quasi immediatamente. I cardinali che votavano erano 133. Per essere eletto Papa occorrevano 89 voti. Secondo alcune discrezioni sfuggite al cardinale, perché i cardinali sono vincolati al segreto, però una mezza parola sfuggita a un cardinale ha fatto sì che
si è venuti a sapere che ha preso addirittura più di 100 voti, quindi quasi eletto quasi all'unanimità. E tra l'altro ovviamente si era parlato molto del vigile del conclave, le divisioni tra conservatori e progressisti, che sono delle categorie puramente politiche e che invece evidentemente non si applicano alla Chiesa. I cardinali probabilmente hanno scelto un uomo con delle caratteristiche che potessero assicurare un buon governo, perché in questo momento la Chiesa ha bisogno di essere ben governata. Negli ultimi 40 anni, insomma, con il pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa ha avuto un Papa molto carismatico, molto popolare, che ha viaggiato tantissimo, era una sorta di parroco del mondo. Poi con Benedetto XVI ha avuto un grande teologo, quindi un pensatore, un professore universitario, l'autore di un numero sterminato di libri, e poi questo strano personaggio che è stato Jorge Mario Bergoglio, come dire, un populista, un peronista proiettato ai vertici della Chiesa, anche con uno stile che è stato anche definito molto autoritario. Allora probabilmente i cardinali si sono resi conto che bisognava cambiare. Adesso sentirete dai media ufficiali, anche dalla Chiesa stessa, che no, va tutto bene, c'è una continuità. No, io credo invece che ci saranno delle nette differenze nel pontificato di Papa Leone rispetto al predecessore immediato e forse anche rispetto ai predecessori precedenti, perché appunto Ratzinger, come si diceva, grande intellettuale, grande studioso, però si è dimostrato debole nel governare la Chiesa. Bisognava tenere veramente il timone bello fermo per impedire che la nave andasse un po' alla deriva. E appunto io penso che i motivi per cui è stato scelto il cardinale Prevost è perché lui ha dato prova di saper governare, ha governato l'ordine di Agostino, l'ordine di Sant'Agostino, l'ordine agostiniano, è stato appunto il superiore generale, quindi penso che non so, anche chi non segue tanto bene con attenzione le vicende della Chiesa, nessuno credo che mi ha mai sentito negli ultimi 20 anni come dire, gli agostiniani, come dire, sotto il riflettore. Si è parlato molto dei gesuiti che intervengono, i gesuiti che prendono posizione, il famoso gesuita americano James Martin, che come dire in questi anni ha spinto tantissimo per un'agenda vaticana improntata al filo LGBT. Nessuno ha mai sentito, immagini, parlare degli agostiniani, quindi un ordine tranquillo, un ordine ben gestito, così come appunto da vescovo in Perù Prevost resse bene con equilibrio, stemperando polemiche all'interno della sua diocesi. Non dimentichiamo che il Perù è la patria della teologia della liberazione, cioè quella teologia che si era sviluppata negli anni 60-70 marxista, ma lui appunto seppe tenere la diocesi lontano da queste influenze ideologiche, una diocesi quindi ben amministrata e molto pacificata. Ecco, si potrebbe definire Papa Leone un pacificatore, quindi una figura anche spiritualmente, umanamente mite, è una persona mite. Lo descrivono come un grande ascoltatore, cioè uno che sa prima di parlare, sta ad ascoltare, parla poco. Ecco, io ho scritto negli scorsi giorni prima del conclave che avrei voluto un Papa che parlasse poco, che facesse poche conferenze stampa, magari anche sugli aerei, combattute quasi da bar, come è avvenuto in passato. Un Papa, come dire, anche un po' austero, e credo che Leone XIV lo sarà,
austero ma cordiale, caldo, tutti l'hanno già sentito come una personalità calda, non però eccessiva, non carismatica, non esplosiva, una calma, tranquilla. Io credo che la Chiesa oggi abbia bisogno di questo, di una guida calma, tranquilla e ferma. Poi è curioso che comunque con questa personalità, con questo suo curriculum che ha alle spalle, abbia scelto un nome particolare come Leone. Leone è un nome da papa, potremmo dire, ci lo sarebbe aspettato e qualcuno se lo aspettava per un papa conservatore. Si dice che il grande cardinale Siri, che aveva fatto tanti conclavi ed era sempre stato un forte candidato, salvo che davvero contro di lui c'era sempre stato il fuoco di sbarramento del fronte progressista. Sembra che se una volta una domanda di un giornalista che nome avrebbe preso se fosse stato eletto, pare che Siri avesse detto Leone XIV. Quindi un nome un po' da conservatore, è preso però da una persona che non ha un profilo conservatore. Quindi, ripeto, queste categorie conservatori e progressiste mal si adattano alla Chiesa. Quindi Leone XIV sarà un leone ruggente, magari ci sarà bisogno, credo che saprà fare sentire la sua voce. Anche tutto sommato tranquillo, certamente però se si scatena sappiamo bene quanto possa essere potente e feroce un leone. Per cui anche attraverso queste metafore, eccetera, possiamo cercare di, così, all'alba del pontificato, di esprimere così le nostre attese. Speriamo di non essere delusi. Certo, potrebbe esserci anche, come dire, poi qualche sorpresa negativa. Qualcuno ha già detto però è un Papa che si pone in continuità col suo predecessore e col Concilio Vaticano II, con tutte le problematiche relative al Concilio naturalmente, però d'altra parte cosa poteva dire? Appunto, in fondo era un omaggio dovuto quello suo predecessore. Era un atto dovuto quello di dire di mettersi in continuità con il corso ecclesiale appunto dell'ultima parte del XX secolo e di questa prima parte. Tutto questo non mi stupisce, ma quello che, come dire, che mi interessa, dove attendo alla prova Papa Leone, sono i fatti, quindi come guiderà la Chiesa, come prenderà posizione rispetto ai vari problemi. Le prime avvisaglie sono positive perché ha messo anche nelle sue parole da subito al centro Gesù Cristo, quindi non un vago umanitarismo, come dire, una visione mondana della Chiesa, per cui la Chiesa è solo un'agenzia umanitaria come tante altre. No, lui l'ha detto, la Chiesa è il luogo dove appunto si incontra Gesù Cristo, unica salvezza. Ma infatti già per questa sua uscita qualche, come dire, esponente del catto progressismo più spinto, e faccio esplicitamente il nome di Vito Mancuso, questo teologo alla moda da anni, e subito si è detto risentito, perché appunto il Papa ha detto la salvezza di Gesù Cristo, non si può essere atei, invece no, appunto Mancuso ha rivendicato il diritto all'ateismo, strano teologo. E quindi ecco, poi ci sono altri segnali positivi, il fatto che si sia presentato con i paramenti da Papa. Un'altra cosa importante, ha fatto dire un'Ave Maria, ha fatto pregare, qualcuno era commosso. Io ho detto sì vabbè, ma è anche un po' il minimo sindacale che un Papa, che un prete faccia dire l'Ave Maria e che poi dia la benedizione, però purtroppo abbiamo avuto questi 12 anni molto particolari con l'uomo venuto dall'Argentina che aveva appunto ci aveva fatto anche dimenticare
la devozione. E tra l'altro, l'altra cosa, anche qua ancora che voglio sottolineare, dei primissimi gesti, il giorno dopo l'elezione il Papa è andato in un santuario mariano vicino a Roma, Genazzano, un luogo dove ci fu anticamente anche un'apparizione, addirittura nel 1200, un santuario affidato ai suoi confratelli agostiniani, e quindi tra l'altro questo santuario è dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. Anche questa è una cosa molto bella, è andato a chiedere aiuto alla Madonna del Buon Consiglio, quella che dà buoni consigli. E quindi anche questo è un gesto bello, un gesto umile, cioè chiedere aiuto a Maria, e questa devozione mariana popolare e profonda che torna in auge. Questo è, diciamo così, la prima ondata di impressioni, di riflessioni su questo pontefice e su questo inizio di pontificato, che io mi auguro che possa essere fruttuoso. Poi certamente sappiamo benissimo, non ci nascondiamo dietro un dito, che il Papa, la Santa Sede, ha un importante ruolo anche politico, ma nel senso più alto e nobile del termine. Lo scopo della Chiesa è quello di, come faceva nel Medioevo, quando chiedeva le tregue, quando convocava gli imperatori, quando cercava di frenare gli eccessi appunto anche dei vari sovrani. La Chiesa deve essere mediatrice, la Chiesa deve mediare, e credo che si sia subito capito che Papa Leone sarà un uomo di pace, cioè di pacificazione, cercare di arrivare a soluzione dei conflitti. Già l'ha ricordato ieri al primo Regina Coeli, quindi ha ricordato l'Ucraina, dove peraltro appunto il suo connazionale, il suo presidente Donald Trump sta fin dall'inizio invece della sua presidenza, ha cercato appunto di risolvere anche questo, il conflitto tra Putin e Zelensky, e poi ha ricordato appunto la situazione drammatica della Palestina, di Gaza. Quindi avere un Papa anche politico, ma nel senso bello del termine, che lavori, perché appunto la Chiesa ha questo compito di essere pacificatrice, di cercare di mettere gli uomini non gli uni contro gli altri, non di schierarsi con gli uni con gli altri, ma di mediare e di arrivare alla soluzione dei conflitti. Credo che anche questo sia un ruolo importantissimo. Ecco. Negli ultimi anni, e questo non si è visto, certo, Papa Francesco qualche parola aveva spesa, ma il Vaticano, che ha una grandissima tradizione, appunto la segreteria di Stato, una grandissima tradizione appunto di mediazione, una grandissima tradizione diplomatica. Addirittura se uno entra nella diplomazia pontificia vaticana è perché è stato formato adeguatamente in scuole come le scuole dove si formano le classi dirigenti di alto livello, a livello internazionale. Quindi negli ultimi anni si può dire che un po' la diplomazia vaticana avesse fatto un po' ciletta, guidata appunto dall'aspirante Papa Pietro Parolin, il quale l'unica cosa che era riuscito a ottenere era un trattato con la Cina. Ecco, quindi per cui qualcuno parlava anche di un partito cinese all'interno, cioè filo cinese all'interno del Vaticano. Ora con Papa Prevost sembra che questo partito non avrà grandi spazi. Perfetto. Paolo, scusa se ti interrompo, voglio solo ricordare: Leone I Magno fermò Attila, fermò i barbari. Leone XIII scrisse e pubblicò e divulgò la Rerum Novarum, quindi la dottrina moderna sociale della Chiesa. Penso che si possa dire di Leone I, i barbari chi sono oggi? Ti dico la mia idea, poi ovviamente sarai tu a sentenziare nella maniera giusta. Fermare l'ateismo, fermare l'individualismo, fermare il consumismo, fermare la voglia di bestemmiare il Cristo. E dall'altra parte la dottrina sociale della Chiesa contro il liberalismo assoluto, non il liberalismo sano che c'è, ma il liberalismo assoluto, quindi un certo tipo di
di individualismo becero e distruttivo da una parte, e dall'altra parte fermare anche il comunismo, il marxismo, l'assemblamento assolutamente da macchinetta stampata dove tutti saremmo uguali contro Dio. A te la parola. Ultima battuta, perché tra un po' c'è il break. Certo, no, ha perfettamente ragione. Leone I, Leone Magno è stato esattamente questo, e appunto il suo successore Leone XIV avrà a che fare con tutti questi nemici che sono quelli che tu hai indicato. Ne aggiungerei un altro, che è quello contro cui combatté Leone XIII, perché sì, papa della dottrina sociale, tra l'altro la dottrina sociale una terza via tra marxismo e il liberal capitalismo, indicata già nell'Ottocento, ma c'era un altro grande nemico che venne, contrastato da Leone XIII e che odiò ferocemente Leone XIII, ed era la massoneria. Quindi anche qua sarà un altro fronte sul quale Leone XIV dovrà combattere. Assolutamente, siamo al break. La Sveva può dare inizio al break che finirà prestissimo e noi riparleremo. A dopo Paolo, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Eccoci qui. Allora Paolo, noi abbiamo dato uno sguardo, naturalmente la trasmissione si intitola Cultura Popolare e c'è sempre un approccio spirituale e religioso, ma sempre partendo dal basso andando verso l'alto e cercando di capire in questo caso come appunto un pontefice si possa realmente fare portavoce delle esigenze più profonde. Lo stile, la misura, la capacità appunto di articolare i discorsi da parte per le primissime volte appunto che ha parlato e ha spiegato fanno sicuramente ben sperare. Io non ti voglio trascinare sul campo del pettegolezzo, però insomma io voglio sentire la tua idea anche su quei benedetti, o meglio maledetti, 14 milioni di euro che Donald Trump avrebbe donato alla Chiesa al giorno del funerale di Papa Bergoglio per comprarsi un Papa. Così ti relata refero, è una cosa che va al di là di ogni immaginazione secondo te, o c'è un pizzico di verità? Ma allora, che ci sia anche una questione soldi è vero, ma il problema è questo: negli ultimi anni è molto calato l'afflusso di soldi nelle casse vaticane. E non pensate, cioè, ci sono i soliti magari odiatori della Chiesa che dicono che questi soldi poi i cardinaloni si ingrassano, prendono gli appartamenti. No, questi soldi vengono spesi anche bene per aiutare, per fare anche opere buone, importanti. Quindi e negli ultimi anni sono drasticamente calati, anche qua bisognerebbe dirlo meglio, la cosa viene tenuta un po' nascosta, proprio perché c'era un'insoddisfazione diffusa nei confronti di Papa Francesco, soprattutto negli Stati Uniti, che è appunto una Chiesa cattolica abbastanza conservatrice e che appunto di fronte alle varie cose, le Pachamama e altre stranezze del precedente pontificato, a un certo punto uno dice: ma io perché devo dare i soldi che poi finiscono magari male a finanziare chissà cosa? E allora c'è stato un grosso calo negli Stati Uniti. Quindi io non lo so se è vero che Donald Trump ha staccato l'assegno o ha fatto il bonifico, ma sicuramente perché da quello che si sa, sempre con le indiscrezioni sul concilio, cioè sul conclave, pare che si sia dato un grande da fare per l'elezione di
del cardinale Prevost, il cardinale arcivescovo di New York Timothy Michael Dolan, che quindi che è un conservatore, come dire, ben delineato, che aveva anche, come dire, avuto degli scontri con Biden. Questo non fa automaticamente di lui un trampiano, però rispetto a un personaggio anche qua inqualificabile come Biden, la Chiesa con alcuni suoi personaggi si era fatta sentire, specialmente Dolan. Quindi Dolan si è dato un grande affare, ma secondo me per mettere sul soglio di Pietro una persona affidabile, poi in questo caso davvero un americano, e quindi probabilmente non tanto da Donald, che poi che soldi, cioè 14 milioni sono una cifra consistente, e da quale bilancio li tira fuori, cioè non è il consiglio comunale di qualche posto, ma insomma, gli americani sono molto precisi, devono rendicontare, cioè a che titolo e come rendiconterebbe una cifra del genere. Quindi io penso che in realtà sia certo che c'è stato un interesse per questo, una preoccupazione per il crollo del bilancio delle finanze vaticane, e per i motivi che abbiamo detto prima, e probabilmente alcuni ambienti americani si sono molto preoccupati di mettere sul soglio di Pietro un personaggio affidabile, che faccia vedere che salvaguarda la dottrina, e che quindi faccia in modo che la gente torni di nuovo a dare l'obolo di San Pietro, soldi appunto alla Chiesa. Tra l'altro io penso che alla fine, se i fedeli americani tornano a donare generosamente, saranno anche più dei 14-16 milioni di Donald Trump. Quindi io la vedo anche così, quindi qualcosa di vero in questo c'è, però credo che le cose siano andate in maniera più complessa e un po' come ho descritto. Certamente. Un'ultima battuta invece, ritorniamo nel campo, diciamo così, di una spiritualità più sottile e per certi aspetti esoterica, se me lo concedi, la profezia di Malachia. Io ovviamente seguo per doveri di giornalista anche tutti i social. Sta passando una teoria secondo la quale, anagrammando Prevost, si arriva a Petrovs, quindi sarebbe comunque Petrus, detto alla latina, Petrovs, anagrammando Prevost, e Romanus perché lui appunto avrebbe queste origini italo-francesi e ispaniche che lo farebbero ricondurre alla battuta secondo la quale nel Medioevo ti chiamavano Romanus non perché eri di Roma, ma perché eri romanzo, cioè parlavi una lingua romanza. Ecco, che cosa ne pensi? Ti sembra proprio tirare il diavolo per i capelli? Tu che hai scritto, lo ricordiamo, anche un libro sulle profezie di Malachia. A te la parola ancora, Paolo, battuta finale. E infatti, allora, le profezie di Malachia descrivono 111 papi, con vari motti. L'ultimo, 111esimo, era De Gloria Olive, e che era Benedetto XVI. Poi, ecco, qui bisognerebbe leggerlo attentamente, non parla di un 112esimo, cioè, leggendo attentamente la profezia, dice che ci sarà un periodo difficile, un periodo anche di persecuzione, un periodo di crisi della Chiesa, e può essere che appunto corrisponda al dodicennio bergogliano. Poi arriva Pietro Romano che mette a posto le cose, che sistema le cose. Quindi se sarà Robert Prevost il Petrus Romanus, lo capiremo probabilmente col passare del tempo. Adesso non gli si può dare subito questa etichetta, di certo non lo è stato Bergoglio, ma ripeto, siccome le profezie di Malachia non parlano proprio del successore immediato, quindi abbiamo avuto questo periodo di transizione, abbiamo avuto questo periodo di confusione, e
anche per certi versi di persecuzione, perché all'interno della Chiesa Bergoglio ha avuto la mano pesante, ha fatto fuori i vescovi, eccetera, eccetera. Speriamo che sia Pietro Romano, però attenzione, perché quando Malachia parla di Pietro Romano dice che certo, mette a posto le cose, mette a posto la Chiesa, ma poi arriveranno i tempi ultimi e la fine del mondo. Quindi io francamente non sono ancora proprio pronto per la fine. Non so te Andrea, io vorrei campare ancora un po' di tempo, però ripeto, magari sarà un periodo lungo questo di Petrus Romanus. Ci affidiamo anche al fatto che non è molto anziano, qualcuno parla di papà giovane, però io e te che siamo quasi suoi coetanei, lui un pochino più vecchio, ha 69 anni, diciamo che sicuramente ha davanti a sé un quindicennio di pontificato, e quindi vabbè, questi 15 anni vediamo, e poi se ci sarà la resa dei conti vedremo. Oppure no. Grazie infinite Paolo, ti voglio risentire sabato prossimo sul tuo ultimo libro, la tua ultima stupenda fatica letteraria, che riguarda proprio la storia della Chiesa non come istituzione formale, ma come partecipazione di uomini geniali come il grandissimo Albani Medolago, su cui hai imbastito quest'ultima tua fatica. Mi raccomando, a sabato prossimo Paolo, grazie di tutto. A presto, veramente. Grazie Andrea, ciao. Arrivederci. Quindi avete sentito Paolo Gulisano, che sicuramente nella sua versatilità non è soltanto uno scrittore. Sento battere le note di un telefono, spero di essere sentito ancora. Pronto? Pronto Sveva? Pronto? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà. Andrea, di nuovo a te la linea. Scusami per l'inconveniente. Niente, grazie, scusate l'interruzione, passiamo all'ultima parte della mia trasmissione. Vi vorrei parlare di questi maggi molto particolari che sono stati vissuti dalla storia della spiritualità. Parliamo del 13 maggio dell'81, quando Papa Wojtyla venne fatto oggetto di una pallottola, oramai diventata famosissima, la pallottola forse più famosa della storia umana e perlomeno della storia della Chiesa. Si dice che siccome il 13 maggio è il giorno anche dell'apparizione di Fatima, nonché di altre apparizioni minori mariane, fosse appunto stato miracolato, e quindi lo sparo eseguito da Ali Agca il 13 maggio di 44 anni fa riuscisse in qualche modo a venire
dettato dalla Madonna stessa. Questa secondo una tradizione, una vulgata che ha preso piede progressivamente a partire appunto dal fatto che il Papa di allora, Papa Wojtyla, riuscisse a superare la crisi appunto ritornando a uno stato di buona salute almeno per qualche anno, e tutto questo appunto appartiene ancora una volta, proprio come le profezie di Malachia, a quella vulgata a sfondo un po' esoterico miracolistico appunto che noi accettiamo nella misura in cui naturalmente conosciamo anche quel versante che è un versante molto particolare, la miracolistica per esempio, dove evidentemente bisogna credere per accettare questo effettivo discorso, se no è chiaro, è facile e può essere giusto lo stesso ritenere che il colpo partito dall'assassino fosse maldestro e non fosse riuscito veramente a penetrare nella maniera giusta secondo la volontà dell'assassino. Però al di là di questi aspetti penso che quel 13 maggio di tanti anni fa vada ricordato perché fu come un primo sintomo di una Chiesa in crisi che rischiava il collasso, va visto un po' metaforicamente, simbolicamente, no? Appunto, si vuole uccidere il Papa, mi capite? Non è come uccidere, gravissimo ovviamente, una persona qualsiasi di cui appunto meriterebbe essere ancora condannati all'ergastolo, ma non è più così. Ma detto questo, appunto, non è uccidere neppure un presidente della Repubblica federale americana, come è successo, come tentativo, come fatto compiuto o come tentativo, ma è appunto uccidere insomma il rappresentante di Cristo sulla terra, quindi rifare quel gesto appunto della crocifissione che è al centro della teologia cristiana, no? Per chi ci crede. E noi stiamo recuperando tutto un mondo che può essere visto in una maniera o nell'altra, ma che comunque appartiene alla credenza popolare, che ha di per sé una sua autorità molto forte. Però il maggio è anche il mese, si dice, mariano della Madonna, perché moltissime apparizioni sono state proprio maggioline, e a partire da Fatima, appunto, quando in Portogallo, nella zona montuosa, collinare montuosa di quella singolare nazione che è il Portogallo, si verificò appunto l'apparizione ai tre contadini, ai tre pastorelli appunto della Madonna stessa. Anche qui, quando entriamo nella sezione apparizioni mariane, dobbiamo sempre cautelarci e diciamo gestire una situazione non facile da razionalizzare, naturalmente. Solitamente il mondo ateo, anche semplicemente a volte il mondo laico, sostiene questo, che si tratta di allucinazioni, no? Questo vale per Medjugorje, vale per Lourdes, Bernadette, la Santa Bernadette, vale appunto per i pastorelli di Fatima portoghesi, vale per la Salette vicino a Grenoble, varrebbe per tutte queste forme di apparizioni. Quindi diciamo così, una visione molto illuministica, razionalistica, deterministica in senso meccanico, meccanicistico e naturalistico, continua nonostante tutto a fare muro contro questa interpretazione sempre a sfondo miracolistico appunto delle apparizioni mariane. È pur vero che le apparizioni mariane non ci sono sempre state, ma sono diventate molto diffuse a partire dal Cinquecento, quindi a partire dall'epoca moderna,
e in termini perentori, plateali e spettacolari a partire dall'Ottocento. Si dice questo perché sempre in chiave di cultura teopopolare, alla quale bisogna credere. Si dice perché appunto la massima divinità femminile cristiana nell'Ottocento, diciamo così, a metà Ottocento, era stanca della divulgazione di idee miscredenti, di idee diciamo decisamente orientate all'offesa o alla distruzione del cattolicesimo, a idee, come diceva poco fa Paolo, in riguardo a Leone XIII, di impianto massonico. Voi sapete che la massoneria, io ho studiato un po' la storia della massoneria perché comunque mi è sembrato un filone estremamente interessante, ma voi sapete che la massoneria tende a demistificare completamente tutta la teologia cristiana, ritenendola una fasulla dilatazione di alcune intuizioni che potrebbero anche essere state giuste, ma che in realtà sono state gestite in maniera sbagliata, e propone come alternativa il famoso tempio massonico, laddove evidentemente il mondo deve diventare un grande tempio secondo alcune regole esoteriche, quindi che si riferiscono a una forma anche profonda, sottile di esoterismo, che sarebbe l'unica via per riuscire a diventare davvero tutti noi delle divinità, cioè a divinizzare l'uomo. Ovviamente il braccio di ferro tra mondo massonico e Chiesa cristiana è stata protagonista degli ultimi 3 secoli, cioè da quando quel famoso giugno del 1717 fu fondata la prima loggia massonica nelle isole britanniche, e quindi sono passati effettivamente almeno 3 secoli in cui sotterraneamente, lo ricordo sempre perché quando si parla di massoneria si entra un po' tutti in crisi, sotterraneamente la massoneria avrebbe effettivamente deciso tutta una serie incredibile di scelte e di orientamenti che hanno poi comunque condizionato la vita sociale, la vita politica, la vita culturale, la vita di tutte le nazioni del mondo, e questo è il punto, no? Quindi, come appunto dire, quei famosi poteri occulti, quei famosi poteri forti che ora tutti denunciamo, hanno delle radici profonde e malefiche, secondo un'interpretazione di difesa del cristianesimo, ma comunque delle radici tali da dover condizionare e orientare il mondo moderno fin dall'inizio in una certa maniera. Quindi l'esito attuale di tutto quello che si sta appalesando dal punto di vista economico, finanziario, politico, altro non sarebbe che il punto d'arrivo di questa pressione infera che appunto è stata insufflata fin da 3 secoli fa dalla massoneria stessa. Detto questo, quindi, le apparizioni mariane, che sono anche fonte di discussione dal punto di vista tecnico, no? Lourdes accetta soltanto una 70ina di effettive guarigioni. Pronto? Sì, assolutamente sì. Sì. Ecco, adesso c'è anche una chiamata, sentiamo, e così poi continuiamo questo discorso. Le apparizioni mariane hanno una loro storia interna, una loro... Andrea, in onda l'ascoltatore. Sì, grazie. sicuramente. Pronto? Salve. Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Falopio in provincia di Como. Salve. Salve, senta, le volevo dire, io sono d'accordo con quello che sta dicendo lei sulla massoneria, e volevo anche farle presente che io, quando firmai la tessera da militante della Lega nel 2005, firmai anche una dichiarazione dove dichiaravo di non appartenere alla massoneria. Adesso io, cioè la Lega di Bossi quella, non sono più nella Lega, voto al centro, voto azione, però volevo far presente che la Lega in quel periodo aveva questa usanza che mi sembrava molto significativa, non so se l'ha persa.
Guardi, sì, le rispondo. Ne ho parlato anch'io, pur brevissimamente, in un capitolo del mio libro Il pensiero leghista. È evidente che il leghismo, nella sua completa divulgazione e articolata filosofia, è anche attento a questo problema, proprio perché nel momento stesso in cui, secondo il leghismo, vanno recuperate le proprie radici, le radici territoriali, le radici sociali, le radici culturali, non si può fare a meno di ridare fiato alla religione, alla forma più tradizionale e genuina della religione cristiana. Naturalmente tutto questo non può non sottolineare anche appunto una reazione a quelle forze, e io non è quello che esattamente penso io per forza, ma io riferisco quanto la dottrina leghista ha imbastito fin dall'inizio, si potrebbe dire, quindi una reazione a quelle forze che minano appunto sia l'Occidente che la tradizione autenticamente cristiana dello stesso Occidente. Quindi è vero questo che lei ha detto, la massoneria è sempre stato sotto il mirino da parte del mondo filosofico e culturale leghista, e questo sottolineo appunto filosofico e culturale. Mi interessa meno l'aspetto strettamente politico, pragmatico di quello che è stato fatto dalla Lega, però sul piano dei principi sicuramente questo è stato forte soprattutto negli anni 90, verso la fine degli anni 90, quando appunto c'erano tutta una serie di ripensamenti, di gusti, di orientamenti, di scelte che andavano proprio in quella determinata direzione, al punto per esempio, da parte di alcuni esponenti del leghismo di allora, al punto di criticare direttamente tutte quelle riunioni affiliate alla tipica mentalità mondialista, che rilanciavano alcuni principi tipici della massoneria. Quindi si può dire tranquillamente che il leghismo storico, ma ovviamente ce ne sono tracce anche oggi del leghismo attuale, ci mancherebbe, sotto questo punto di vista le cose non sono cambiate radicalmente, mi raccomando, cioè si mantiene questa eredità. Ecco, quindi nel mio libro ho sottolineato soprattutto la continuità del pensiero leghista in questi 40 anni, ma soprattutto nel leghismo storico, stavo dicendo, era forte quest'idea appunto di combattere assieme la massoneria e il mondialismo, che altro non sarebbe il mondialismo che il frutto più marcio della massoneria. Questo è molto importante, ma io l'ho sempre spiegato anche ai miei allievi al liceo, questo, non parlando per forza di leghismo, ma parlando di come effettivamente il mondo massonico abbia incubato, abbia prodotto, abbia mallevato quello che adesso noi assistiamo. Quindi ha senso in questo momento, d'accordo, criticare i poteri forti, ha senso criticare tutti i vari personaggi che stanno recitando la loro parte come filomondialisti a vario livello, finanza tecnica, cultura, eccetera, ma bisogna farlo sempre sapendo e ricordando che la vera matrice di tutto quello che sta accadendo oggi in maniera clamorosa, ecco, la vera matrice rimane la forza occulta della massoneria. Quindi la storia moderna è stata guidata da delle forze occulte, non palesi. Tutto quello che è accaduto e che accade ancora oggi a livello di stati, nazioni, governatori, governance in senso lato, presidenti e perfino re, appartiene comunque a un effetto più superficiale e manifesto di forze occulte che continuano a operare disperatamente all'interno di ogni istituzione, compresa ovviamente
la Chiesa. Questo va saputo per onor di cronaca, non per stupida propaganda politica, perché non avrebbe senso, e io non mi ritengo un politico, mi ritengo al massimo uno studioso della politica, che è un'altra cosa, uno studioso della politica come altra e ulteriore manifestazione del comportamento e della storia umani. Grazie tantissimo della telefonata, oggi finiamo qua. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore